Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo i principali fatti di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera con questa notizia: edilizia, via libera alla riforma, sanatoria più facile per gli abusi prima del 1967, l'opposizione è un condono, il governo così mai più altri casi, Milano saranno commerciabili abitazioni con difformità non gravi. Via libera quindi al disegno di legge per il codice dell'edilizia e delle costruzioni. Entro un anno andranno riscritte le norme ferme al 2001, sanatorie più facili, e l'opposizione che attacca il governo parlando appunto di condono. Restiamo in questo taglio centrale per vedere questa fotonotizia. La ragazza ritratta è Tatiana, la giovane di 27 anni che era scomparsa è stata ritrovata viva a Nardò. La 27enne era in una mansarda, interrogato l'amico. E poi il caso dei test di medicina, il 90% bocciati al test di fisica, semestre filtro, prove che sono andate male in tutte le città italiane. Nel taglio alto vediamo la guerra in Ucraina, Putin, Kiev fuori dal Donbass o userò la forza, e poi Trump che attenua le sanzioni ai russi di Lukoil. Ancora l'intervista con l'ex ministro ucraino Kuleba, è un'urgenza, l'Unione Europea scongeli i fondi di Mosca, gli europei considerino il riarmo una priorità urgente e vitale, ha detto appunto l'ex ministro ucraino, e usino i fondi russi congelati per aiutare l'Ucraina. Intanto il presidente Putin è in missione in India, dove ha incontrato Modi e continua appunto a minacciare Zelensky, a minacciare l'Ucraina, chiede il ritiro dal Donbass, in caso contrario è pronto ad usare la forza. Il caso che ha travolto Federica Mogherini, indagata per frode a Bruxelles. Mogherini lascia il posto da rettore e dice: io corretta, io rigorosa. Vediamo per la cronaca il caso di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, parla il perito sulle dita di Chiara, tracce compatibili con il DNA di Sempio. E poi vediamo invece questa foto con Roberto Benigni che incontra Papa Leone XIV. Benigni racconta il suo San Pietro a Papa Leone XIV, li vediamo appunto in questo abbraccio pubblicato oggi dal Corriere della Sera. La Repubblica, Putin attacca la NATO, Trump meno sanzioni, il presidente russo non cede, prenderemo il Donbass con la forza, e poi gli Stati Uniti che allentano la stretta su Lukoil, Macron pensa che Donald tradirà Kiev. E poi Israele ci sarà al prossimo Eurovision e 4 nazioni boicottano appunto questa kermesse musicale. Per quanto riguarda la politica italiana, il centrodestra pensa alla nuova legge elettorale, quindi la legge elettorale della destra. C'è un'accelerazione per cambiare le regole del gioco. Uno studio riservato è sulla scrivania dei principali esponenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega da qualche settimana. E poi Tatiana trovata viva nella soffitta dell'amico. All'inizio si pensava al peggio per questa giovane di 27 anni, fortunatamente è viva e sta bene. E poi si parla anche di sport in prima pagina su Repubblica, perché tra poco partiranno le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la fiamma olimpica viaggia in Italia. La Stampa.
caso Cina CDP stop dell'Unione Europea. Bruxelles si muove dopo il no tedesco alla SNAM per la presenza di Pechino, idea Golden Power. E poi Ucraina, Macron vola da sì, aiuti la pace, gli Stati Uniti possono tradire, quindi si cerca la Cina come partner per proseguire questo dialogo per la pace appunto in Ucraina, e poi Washington che però alleggerisce le sanzioni ai russi di Lukoil. Viene messa in discussione la posizione appunto degli Stati Uniti in questo percorso per la tregua. Oggi c'è un'intervista a Thomas Ceccon, La mia vita controcorrente. Stella del nuoto italiano, ha conquistato un oro olimpico e 3 titoli mondiali, non rinuncia all'ironia per il politicamente corretto. Vediamo Avvenire. Il mondo è in trappola è il titolo di apertura di oggi. La tela diplomatica attorno all'Ucraina si infittisce, ma l'accordo di pace resta lontano. Sempre più alto e sempre più caro poi il debito dei paesi deboli, i tassi ai massimi da 24 anni. La Cina che riscopre la bicicletta, la Cina torna in sella, questa volta per scelta, di nuovo di moda questo mezzo di trasporto, 580 milioni in strada. E poi edilizia, passa il codice light, come abbiamo sentito, e l'Italia si mangia il suolo. Salvini parla di regole certe e meno burocrazia, l'opposizione invece la vede come una maxi sanatoria. Il resto del Carlino, vediamo alcune notizie di cronaca. In alto ad Ancona, appestato e ucciso la moglie, è stato preso il marito in fuga che voleva impiccarsi, l'hanno trovato ferito, lei viveva nella paura. E poi Garlasco, la perizia sul DNA di Sempio, compatibilità forte con le tracce sulle unghie di Chiara Poggi, intervista al genetista Portera, al momento resta un indizio. Anche qui vediamo Benigni dal Papa, Pietro uno di noi, l'anteprima del monologo che porterà in Rai. Il Messaggero, anche qui Benigni a Leone XIV, San Pietro in TV, Uomo come noi, il monologo andrà in onda il 10. E poi Roma accende la fiamma olimpica, spinta per l'Italia verso i Giochi Olimpici di Milano, Cortina, Olimpiadi invernali naturalmente. Per quanto riguarda la televisione, Fiorello chiama Amadeus in Rai. Porte aperte, si tenta un rientro, secondo il Messaggero, appunto del celebre conduttore, poi traslocato sul 9 con dei programmi e degli ascolti ben lontani, insomma, dai successi in Rai. Ricordiamo anche che per molti anni Amadeus è stato anche il direttore artistico del Festival di Sanremo, ottenendo degli ascolti molto alti sulla rete ammiraglia Rai. Vediamo il titolo in grande: Ucraina, Putin vuole la resa. Mosca avverte, Kiev si ritiri dal Donbass o lo libereremo con la forza. Oggi vertice con Modi, in gioco il futuro del gas, gli Stati Uniti allentano le sanzioni sul petrolio Lukoil. La Coppa Italia, vediamo anche il calcio, Lazio, Cuore e Zaccagni, Milan eliminato, il capitano segna di testa, ora nei quarti c'è il Bologna. Vediamo il Giornale, l'apertura, Hamas Connection, il video shock di Francesca Albanese, la guru ONU incontra i terroristi e li incita a resistere. Antisemitismo, lite nel PD, boccia contro il DDL del Rio. Forse anche all'ONU, leggiamo, dopo 4 anni dalla sua nomina a relatrice speciale sui territori palestinesi, iniziano ad avere dei dubbi sull'imparzialità di Francesca Albanese, ancora più in ritardo della sinistra italiana, che dopo aver fatto gara per assegnarle la cittadinanza onoraria si sta sfilando in tutta fretta dal culo della rapporteur di Ariano Irpino.
E poi vediamo il caso Garlasco, la perizia, vediamo i due giovani coinvolti in questa inchiesta. In basso Alberto Stasi, ricordiamo, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata, e poi invece Andrea Sempio che riapre la storia di Garlasco ed è indagato per l'omicidio. Case, la norma taglia burocrazia, ok del CDM alla mini sanatoria delle piccole difformità, sempre sulla prima pagina del giornale. Vediamo questa notizia in apertura sul Sole 24 Ore, via libera al codice sull'edilizia, sanatoria facile per i vecchi abusi, primo sì al disegno di legge, spinta al silenzio assenso e al riordino dei titoli. E poi Salvini, regole chiare per evitare altri casi Milano, protesta l'opposizione, come abbiamo già visto. Vediamo un'ultima prima pagina, Libero, il caso della famiglia che viveva nel bosco, il giallo dei bimbi tolti ai genitori, il garante per l'infanzia denuncia ci sono più di 8.000 casi ma nessuno li censisce dal 2019. Il giudice intanto lascia in comunità i bambini del bosco, spuntano altre storie drammatiche tipo questa, giustizia sfascia famiglie, sempre su Libero. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con i fatti regionali e con tutti gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it. Bentornati, seconda parte della nostra rassegna stampa, vediamo le notizie sul nostro sito siciliaweb.it, tutti gli aggiornamenti. E allora vediamo in apertura: sequestrati bar, immobile e ditta ad affiliato dei Cappello Bonaccorsi. A Catania Giuseppe Vitale è stato condannato per traffico di stupefacenti. E poi mazzette dalle aziende farmaceutiche, arrestato ex primario del Policlinico. Ancora, sempre per la cronaca, evasione milionaria su concessioni demaniali marittime. E poi lo spettacolo con la catanese Rob che trionfa sul palco di X Factor. Andiamo a vedere intanto all'interno questa notizia, ancora uno scandalo che riguarda la sanità pubblica, arrestato ex primario del Policlinico di Messina, Francesco Stagno dal Contres, è stato anche parlamentare regionale, coinvolte una dirigente medica e un'ostetrica. Ci sono oggi tutti i nomi di coloro i quali sono finiti appunto in questa inchiesta. L'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina, in passato parlamentare, appunto andato in pensione lo scorso luglio, è finito agli arresti domiciliari su disposizione del GIP, che ha accolto la richiesta della procura con l'accusa di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa. Secondo l'inchiesta della Guardia di Finanza, il noto chirurgo avrebbe preteso mazzette di diverse migliaia di euro da alcune case farmaceutiche e aziende, promettendo facilitazioni nei rinnovi degli appalti per gli approvvigionamenti medicali in ospedale o minacciando l'interruzione delle forniture. E qui vediamo delle slide che sono state appunto fornite dai carabinieri di Messina, che hanno indagato assieme alla Guardia di Finanza i soggetti coinvolti. Dicevamo l'ex primario e professore universitario, anche una collaboratrice del professore, anche un dirigente medico del nosocomio. I reati contestati sono concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e poi la truffa aggravata. Dal Contres avrebbe ottenuto significativi contributi economici sotto forma di sponsorizzazioni, iscrizioni e cene sociali in occasione dell'organizzazione di un congresso promosso dall'associazione di cui era responsabile scientifico. L'evento, svoltosi lo scorso anno, rientrava tra le iniziative svolte alla divulgazione scientifica, aggiornamento per i soci e i programmi annuali di attività formativa. ECM. Gli investigatori hanno stimato oltre 700.000 euro l'ammontare complessivo delle somme
di denaro incassate appunto per questo evento. Ci fermiamo con questa notizia e torniamo invece alla lettura dei quotidiani. Ripartiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo che trovate in edicola. Vediamo in apertura ancora il caso Cuffaro, i nuovi filoni dell'inchiesta, formazione e sanità privata appunto sono i nuovi filoni del caso che ha visto nuovamente agli arresti l'ex governatore siciliano. Nelle intercettazioni dell'inchiesta Le mire sul CEF-Pass di Caltanissetta, i PM indagano anche sulle procedure di accesso al sistema regionale di alcune cliniche. E poi c'è un'intervista a Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, che interviene proprio sulla situazione siciliana. Dice è uno scandalo etico e Meloni fa finta di nulla. Vediamo ancora le altre notizie. Le prove di medicina, record di ricorsi contro le bocciature. Da giorni si discute su questo test di medicina che si è rivelato un flop, quantomeno perché lo sbarramento è stato veramente quasi totale, soltanto il 10% circa di media in tutta Italia è riuscita a superare questa prova. E poi ancora vediamo le tariffe aeree. Sono alle stelle, il flop delle agevolazioni. Nel taglio basso ancora due notizie: traffico, il piano di Natale a Palermo, più vigili in strada, e poi prove di rinascita nella casa che ospita i maschi violenti. Andiamo a vedere all'interno, intanto l'inchiesta su Cuffaro che si allarga anche a formazione e sanità privata. Nelle intercettazioni del ROS Le Mire del CEF-Pass di Caltanissetta e sui benefici regionali ad alcune cliniche. La telefonata poi con il dirigente della regione Iacolino, le conversazioni con i dirigenti regionali sulla gestione delle comunità terapeutiche assistite e l'affair della casa di cura Gea di Ciminna. Ancora vediamo le parole di Conte che parla di scandalo etico, quello che accade in Sicilia, nella terra di Borsellino. Meloni fa finta di nulla. Il leader dei 5 Stelle replica al governatore Schifani, che in aula ha definito deplorevole il suo recente intervento alla Cala. Schifani mi attacca, ha detto Conte, si tenga stretto Cuffaro. Queste le parole appunto del leader nazionale dei 5 Stelle, che replica a distanza al governatore, che lo ha chiamato in causa nel suo intervento all'Ars martedì scorso, e attacca la premier Giorgia Meloni, che non può fare finta di nulla di fronte alle inchieste per corruzione che stanno scuotendo le forze di centrodestra al governo, nell'isola Fratelli d'Italia incluso. Andiamo avanti con un'altra notizia dalla prima pagina di Repubblica Palermo che riguarda il trasporto aereo, tariffe aeree alle stelle, le agevolazioni non frenano l'emergenza, i 40 milioni spesi non sono serviti a limitare il costo dei biglietti. Una famiglia spende 3.000 euro e poi c'è sempre sullo sfondo il nodo della continuità territoriale in una Sicilia che ha tentato più volte di avere una sua compagnia di bandiera. La Sicilia con la testa tra le nuvole, l'epopea poco felice delle compagnie fatte in casa. Etna Sky è l'ultimo progetto, l'ultima compagnia che nasce nell'isola da Manlio Messina, quindi ultimo atto di una storia con tanti fallimenti, scrive Repubblica, ricordando Air Sicilia, Winjet, Seafly e Med Airlines, alcune compagnie appunto che hanno tentato in passato di appunto aiutare il trasporto aereo siciliano. Andiamo a vedere il flop dei test di medicina di cui si parla ancora tanto, ma anche a livello nazionale il dato è più o meno omogeneo in tutte le città. Ricorso degli esclusi dalla Sicilia, già 450. Il semestre filtro viene bocciato da studenti e prof, mentre i presidi, dopo le critiche di Midiri, chiedono adesso un confronto.
E vediamo un'ultima notizia a proposito di violenza sulle donne, la casa che recupera i maschi violenti. Impariamo a rinascere. Oggi Repubblica pubblica questo reportage parlando di questo centro che si occupa di uomini maltrattanti ma anche di donne responsabili di reati da codice rosso. Qui nessuno si sente giustificato. Un altro modo, diciamo, di affrontare il problema, cercando di agire non soltanto in maniera punitiva nei confronti di questi uomini appunto abusanti, maltrattanti, ma anche con un percorso riabilitativo. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi, la prima pagina. Intanto mal di Sicilia. La sindrome di tutti i leader del centrodestra, scandali giudiziari e faide, non è più l'isola del tesoro. E ancora la cronaca, Vittoria, l'intercettazione che incastra l'amico basista. Ci sono delle novità per quanto riguarda appunto l'inchiesta sul sequestro lampo di questo 17enne avvenuto a Vittoria nel Ragusano. E ancora Biancavilla nel Catanese, il giallo dei morti scoperto dalla prete detective, il caso dello scambio di salme. Andiamo a vedere all'interno la prima pagina di Palermo. Intanto case popolari, il mercato bugiardo, scrive la Sicilia, appartamenti assegnati e rivenduti in ambite zone residenziali, il caso di Via Giusti, la risposta della Regione, pronti ad adeguare la norma. E poi rifiuti, sporcizie e falò all'aperto, la lotta alle piazze del degrado. A Palermo le associazioni impegnate nella pulizia dicono scoraggiate, il nostro lavoro annullato. La prima pagina della provincia di Catania, scusate, sempre della Sicilia. A Catania fa ancora discutere la tassa di soggiorno, più 30% di tassa ai turisti, nuovo sistema per pagarla, ma continua la polemica. E poi vediamo un'altra notizia. Ad Aci Catena, muratori rischiano licenziamento al cimitero, lavori bloccati, la ditta che ha in gestione il cimitero potrebbe mettere in cassa integrazioni 5 persone. A Caltanissetta un'operazione della squadra mobile, intascavano indebitamente il reddito di cittadinanza con residenze fittizie, 21 indagati, tra loro anche 3 ispettori della polizia municipale. L'indagine è stata svolta dalla squadra mobile nissena e coinvolge anche un dipendente dell'ufficio anagrafe e la titolare di un'agenzia di disbrigo pratiche. Vediamo ancora la prima pagina del Giornale di Sicilia, in apertura sempre il caso Cuffaro, gli affari del metodo Cuffaro, scrive il quotidiano, nell'inchiesta su appalti e sanità spuntano pure gli interessi sulla formazione. E poi anche qui salme scambiate portano a casa il morto sbagliato. È la storia paradossale che è avvenuta a Biancavilla nel Catanese. Errore, dopo 2 decessi in ospedale, i parenti se ne accorgono in ritardo. Medicina, ecatombe ai test, i promossi sono meno del 15%, si potrebbe avere un numero di ammessi inferiore ai posti nelle facoltà. Questo è il rischio. Il 10 dicembre intanto la seconda prova, anche in Sicilia dicevamo la stessa tendenza, quindi è un dato che possiamo definire nazionale, più o meno uguale in quasi tutte le città. Gazzetta del Sud, edilizia sanatoria e polemiche, l'apertura sì del CDM alla riforma sulla semplificazione delle procedure per le opposizioni è un condono. E poi vediamo notizie siciliane, da un lato sempre il caso Cuffaro, per i magistrati ha sfruttato in modo spregiudicato il ruolo politico e vediamo anche Maxi, processo per le truffe sui Nebrodi. In Corte di Cassazione reggono le accuse, la sentenza definitiva sulla mafia dei Pascoli. Lasciamo il taglio centrale, andiamo invece nel taglio basso. È morto a 78 anni Gerlando Alberti Junior, che era all'ergastolo per Graziella Campagna. Il decesso è avvenuto a Palermo. Lui è stato condannato al carcere a vita per l'uccisione a Messina della stiratrice di Saponara.
ricordiamo, uccisa dalla mafia nel 1985. E poi cambiamo argomento, oggi c'è un'intervista al nuovo rettore, ormai da 2 anni, Giovanna Spatari dell'Ateneo di Messina, un rettorato di discontinuità. A 2 anni dall'inizio del mandato a Messina, lei dice avviati processi lunghi, dati segnali importanti, ora la riorganizzazione. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina. A tutti voi una buona giornata.